pescatori dell'OP di Trapani e Isole Egadi ci hanno portato delle magnifiche sarde. Allora, visto che il periodo ci dà il finocchietto selvatico, abbiamo pensato al piatto più tradizionale forse che si può fare con le sarde, ma forse uno comunque dei più buoni, i bucatini con le sarde. Eh sì, questo è proprio un piatto della tradizione siciliana che nasce un po' da quella che era la cucina povera, quindi il pesce, le sarde, il pinolo, l'uva passa, il finocchietto selvatico, quindi tutti elementi che vanno a creare un piatto dai profumi e dal gusto eccezionale. Cominciamo con la nostra base, cioè un soffritto a base di cipolla. Quindi prendiamo la nostra cipolla e la andremo a tagliare a pezzettini piccoli per fare il nostro soffritto. Andiamo a tagliarla a pezzettini piccoli, così. Prendiamo l'olio extravergine d'oliva del nostro territorio e mettiamo a rosolare la nostra cipolla. Questa ricetta, come tante ricette della cucina siciliana, ovviamente trova anche a volte delle piccole varianti, delle piccole modifiche che cambiano di casa in casa. Ovviamente questo dipende un po' da quelle che sono le tradizioni anche familiari, perché la maggior parte delle ricette siciliane nascono proprio all'interno delle case con le nonne che cucinavano, quindi diciamo una tradizione familiare che si perpetua nel tempo. Allora, facciamo rosolare la nostra cipolla. Fino a quando ovviamente non sarà ben appassita e colorata. Intanto spegniamo così lei continua a cuocere. Allora, prendiamo le nostre sarde. Ovviamente noi le abbiamo aperte, deliscate, abbiamo tolto la spina centrale e la coda e le abbiamo squamate, anche se le sarde hanno pochissime squame in realtà, quindi basta sciacquarle sotto l'acqua. Magari voi vi farete aiutare dal vostro pescivendolo di fiducia per ottenere questi filetti che sono la base del nostro piatto di oggi. Allora, prendiamo le nostre sarde e le andiamo a mettere nella pentola. Facciamo rosolare le nostre sarde per bene. Non appena le sarde saranno ben rosolate e colorate, andremo ad aggiungere il finocchietto selvatico che andrà leggermente sbollentato prima, così già sarà un po' più morbido. Mettiamo un po' di sale e un po' di pepe. Aggiungiamo l'uva passa e i pinoli. L'uva passa poi darà un certo dolcezza al nostro piatto. Già il profumo Dice tutto. A questo punto andiamo ad aggiungere la passata di pomodoro.
o anche il concentrato volendo, possiamo utilizzare entrambi. Aggiungiamo un pochino d'acqua e facciamo cuocere per una ventina di minuti circa. Mettiamo il coperchio. Allora, il nostro sugo è ormai pronto, quindi andiamo a prendere la pasta, il bucatino che abbiamo cotto, e così completiamo il nostro piatto. Per completare il piatto useremo anche della mollica di pane raffermo che facciamo saltare in padella con un filo d'olio fino a quando non si colorerà, e otterremo così quella che noi qui chiamiamo la mollica atturrata, che andrà poi a completare il nostro piatto. Allora, la pasta è pronta. L'abbiamo Eccoci bollita qua. con un po' di finocchietto nell'acqua in modo da profumare anche l'acqua di cottura. E mettiamo la nostra pasta. La saltiamo un attimino per amalgamarla col sugo. Un filo d'olio a completare la cottura. Ed ecco qua. Prendiamo il nostro piatto. Ok. Ci aiutiamo con delle pinze per impiattare. Un po' di condimento sopra. La nostra mollica atturrata, appunto, come abbiamo spiegato prima. Un po' di finocchietto a guarnire il piatto. E il nostro piatto è pronto. Quanto costa? Ma qua siamo intorno a 1,50 € circa a porzione, quindi un piatto veramente povero, ma che sicuramente racchiude in sé degli ingredienti ottimi, e soprattutto il nostro pesce fresco, che è sempre la nostra punta di diamante. Benissimo. Quindi buon pescato siciliano E buon appetito.